Dalle giostrine ai grandi parchi tematici e poi centri culturali e di formazione, nuova ordinanza regionale sulle riaperture. Dal 1° giugno ripartono le scuole per l'infanzia e i centri estivi. Il governatore Zaia: se nelle prossime settimane non ci saranno problemi sanitari, ipotizzo per la metà di giugno la fine completa del lockdown con la riapertura di tutte le attività. Il modello veneto dei tamponi diventa motivo di disputa tra virologi. Crisanti contro la regione, interviene il governatore a fare da paciere. Centinaia di giovani accalcati per la movida in centro a Verona e piazza Erbe si trasforma in una latrina. Furioso il sindaco Sborina che vieta di bere davanti ai locali. Lotta senza sconti alla movida selvaggia nei centri del Veneto. Con il weekend saranno intensificati i controlli, così dal Viminali il sottosegretario Variati. Primo sabato a Jesolo dopo l'apertura delle spiagge, tanta la gente alle prese con le nuove disposizioni. Sarà un'estate al mare con ombrelloni distanziati e prenotazione obbligatoria. Giornata della legalità. L'Università di Padova appende uno striscione bianco per ricordare tutte le vittime della mafia. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura la contabilità del contagio con il secondo report di giornata diffuso dalla Regione del Veneto con azienda 0. 5 i nuovi casi totali in tutte le province del Veneto, 1 a Treviso, 1 a Verona, 2 a Vicenza, 1 è in corso di assegnazione, quindi la curva continua a essere in discesa libera. Restano però i decessi, che sono 2 in tutto il territorio regionale, 1 all'ospedale vicentino di Sant'Orso, l'altro in azienda ospedaliera a Padova. Il totale dei ricoverati positivi nelle terapie intensive è di 1140 se si considerano anche i soggetti negativizzati. Questo secondo il report della Regione del Veneto, che oggi ha emanato una nuova ordinanza perché si va avanti con le aperture da lunedì dai parchi giochi comunali ai grandi parchi tematici e poi i centri culturali e di formazione. La fine totale del lockdown è prevista per la metà di giugno. La fase 2 per il Veneto da lunedì 25 maggio si amplia con nuove aperture che riguardano tutta una serie di attività fino ad ora escluse. Lo dispone con una nuova ordinanza il presidente Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla conferenza delle regioni. Si va dalle attività di noleggio di auto, moto e bici, alle attività per informatori scientifici, ai centri sociali, culturali, i circoli. Novità anche per i bimbi che finalmente potranno tornare sulle giostrine nei parchi. Aree giochi per bambini in spazi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio successive a lunedì. Le giostrine, questo sta creando qualche problema soprattutto ai comuni più piccoli, dovranno essere igienizzate ogni giorno. Novità anche sul fronte della formazione. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì. Attività formative non esercitabili a distanza. Voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività. Quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che è anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. Via libera poi all'apertura dei grandi parchi tematici, zoologici e di divertimento, alle attività delle guide turistiche e le professioni della montagna. Dal 1° giugno potranno riaprire le scuole dell'infanzia ed i centri estivi, un'ulteriore settimana per dare il tempo alle strutture di adeguarsi, ma non solo. Vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4,
può essere rischioso. Le disposizioni principali riguardano il numero di bimbi per educatore, con piccoli gruppi che dovranno essere chiusi senza contatti con gli altri, così da isolare subito eventuali contagi. Obbligatoria la misurazione della febbre per i bimbi, gli operatori, ma anche per i genitori che li accompagnano e che non dovranno creare assembramenti all'entrata e all'uscita. Preferibilmente i piccoli dovranno essere accompagnati sempre dalla stessa persona, evitando accompagnatori dai 60 anni in su. Una successiva ordinanza, conclude Zaia, disciplinerà le aperture di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, centri termali, discoteche, sagre e fiere. Con questa ordinanza, che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1° giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro, e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine un passaggio ancora sulla data delle elezioni, il governo sempre più orientato a settembre, Zaia su luglio. Il parere sanitario dice di farle assolutamente entro fine settembre, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Se dice entro fine settembre vuol dire che farle a luglio sarebbe meglio, no? Nel frattempo il modello veneto dei tamponi è diventato motivo di disputa tra pezzi da 90 della sanità veneta, con Zaia che fa da paciere. Sempre fatti promotori della necessità di fare più tamponi, perché fare più tamponi significa impedire che più persone si infettano e, come abbiamo detto, è lo strumento fondamentale per vincere questa epidemia. Per quanto riguarda il contagio zero, il professor Crisanti io credo che abbia fatto questo tipo di affermazione sulla base dei dati che abbiamo pubblicato ieri pomeriggio. Ha visto che ieri dalla mattina al pomeriggio non avevamo più nessun tampone positivo e quindi ha detto insomma contagi zero, ma probabilmente voleva dire siamo in discesa, perché così è. C'è Maretta in casa tra i virologi veneti, al centro del contendere il famoso modello veneto con lo screening a tappeto dei tamponi per tutti, andando contro le disposizioni dell'OMS, lo ricorderete, deciso a fine febbraio scorso, quando si ebbe la prima vittima in Italia da Covid-19, in quel di Vo Euganeo. Qui prodest, viene da dire, e in effetti la cosa sorprende anche il governatore Zaia. Con il suo proverbiale aplomb, ecco come dirime la questione della unità di crisi. Io non ci trovo nulla da far polemica, mi spiace e sarà mio ruolo rimettere insieme i cocci anche di questa ulteriore polemica, però direi che non ci vogliono polemiche, non servono a nulla le polemiche. Quindi con grande eleganza prende la parola lei, la Russo, ribadendo come nella differenza prevalga l'unità. È il nostro modo di operare, quello della mia direzione, quello di mettere insieme tutto quello che noi facciamo, in modo da renderlo sempre disponibile e trasparente. Nell'emozione di tanta concitazione trapela anche il suo accento siciliano, concludendo come nel conflitto delle parole una su tutte regni sovrana. Però è mio modo di operare, e su questo non transigo, il fatto che io dico la verità. La verità sulla base delle cose di cui dispongo. Ecco, questo lo voglio chiarire assolutamente. A Verona il ritorno della Movida in Piazza Erbe con le immagini che hanno fatto il giro sui social di centinaia di giovani accalcati fuori dai bar ha scatenato la furibonda reazione del sindaco Federico Sboarina. Sono incazzato nero per tutti i video girati ieri sera in Piazza Erbe e i moltissimi messaggi che ho ricevuto finora, ha detto oggi ai giornalisti. Poi ha aggiunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le foto degli operatori ecologici dei servizi di questa mattina all'alba. Si vede la piazza più bella della nostra città lasciata come una vera latrina, con la strada disseminata di vetri rotti, plastica e rifiuti. Uno schifo assoluto, neanche una discarica viene trattata così, è inaccettabile. Le parole del sindaco Sboarina. Le immagini sono state pubblicate dal Corriere del Veneto e le foto da Verona News. E a proposito di Movida, una lotta senza sconti è stata annunciata nelle scorse ore proprio per il weekend dal Viminale con il sottosegretario Achille Variati, che accanto ai colleghi Baretta e Martella è ritornato anche su elezioni e decreto rilancio.
preannuncio che a partire da questo fine settimana i controlli saranno soprattutto sulla socialità delle nostre città e a questo punto abbiamo deciso di non fare più sconti a nessuno. Linea dura del Viminale nei confronti della movida selvaggia. Dopo una settimana scandita troppo spesso da spritz in spregio alle norme anti-Covid, già in queste ore si stanno intensificando i controlli delle forze di polizia. Se dovessero riprendere focolai di infezione, è chiaro che se si dovesse tornare dentro la buca, e cioè dentro il buco, e cioè dover richiudere attività, sarebbe il disastro dal punto di vista economico. Per cui bisogna essere molto rigidi. Questo sul fronte dell'ordine pubblico. C'è poi la questione economica con il decreto rilancio. Molte di quelle risorse arriveranno a nord-est. Questo decreto che abbiamo approvato di 55 miliardi distribuisce nella regione Veneto quasi 5 miliardi di risorse nei vari campi di intervento. Quindi credo che sia il momento di mettere uno stop alle polemiche, ai conflitti istituzionali. E tra i conflitti istituzionali che dovrebbero rientrare, assicura Martella, c'è quello causato dal taglio ai contributi per i comuni ricompresi a loro tempo in zona rossa. Ci sarà un provvedimento apposito, l'impegno sembra invece non rientrare. Il muro contro muro sulla data delle elezioni, il governo conferma a settembre, magari un election day. Al di là di ciò che dicono i governatori uscenti, compreso il nostro, è giusto che ci sia un confronto, la possibilità di un confronto, di idee, di candidature. Questa è la democrazia. Sulle misure per le imprese, una delle principali riguarda i prestiti. Il limite viene portato a 30.000 euro e in secondo luogo, che è la cosa più importante e più richiesta in queste settimane, il rientro di questo prestito non è più in 6 anni ma è in 10 anni. Altro nodo, il mondo alberghiero. Per gli alberghi e per le terme, che nel nostro territorio anche le terme sono importanti, come sappiamo, tutta la zona di Abano, non ci sarà nessuna imposta sostitutiva sui beni rivalutati. Questo quindi Baretta, ma a proposito di movida selvaggia, guardate cos'è successo sul Canal Grande. Erano in 14 a bordo di una piccola barca che attorno all'1 di notte navigava all'altezza di Rio Novo, un passaggio che non è sfuggito al nucleo natanti dei carabinieri in servizio per il rispetto delle normative anti-Covid a Venezia. A bordo c'erano giovani attorno ai 30 anni provenienti da Venezia, Padova e Treviso, che dopo aver trascorso la serata in diversi locali stavano probabilmente effettuando un ultimo tour sul Canal Grande per poi rientrare in una struttura ricettiva del centro città gestita dal conduttore dell'imbarcazione, dove avrebbero trascorso la notte. Ai giovani è stato quindi contestato il mancato rispetto della distanza di sicurezza e il non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Controlli serrati anche a Padova. Piazze presidiate, forze dell'ordine in divisa, agenti della polizia locale in borghese, pronti a sanzionare i locali e gli avventori che non rispettano le regole. Padova si prepara al fine settimana, al primo con i locali e i bar aperti. Per evitare pericolosi assembramenti e scene intollerabili come quelle viste lunedì sera all'ora dello spritz, sono stati disposti controlli nella zona della Movida. La decisione è stata presa dopo il vertice in prefettura tra esercenti, amministrazione comunale e prefetto, che ha disposto anche l'impiego a partire dalla settimana prossima di steward pagati dai gestori dei locali per invitare i clienti al rispetto delle regole ed intervenire in caso di assembramenti. Il comune inoltre propone la delocalizzazione dei bar negli spazi aperti di zone periferiche come parchi e giardini. I piccoli locali che vivono di assembramenti sono quelli più in difficoltà, spiega l'assessore al commercio Antonio Bressa. Cercheremo di trovare sfogo anche per loro con delle iniziative estive che verranno organizzate a partire dal 15 giugno. Da Padova a Jesolo, dove c'era gente oggi.
È la prima volta che veniamo dall'anno scorso praticamente, abbiamo una casa qua, ma... Una spiaggia così bella è impossibile resistere, quindi... Anche perché dentro casa 2 mesi non è stato molto facile, quindi finalmente possiamo goderci un po' il sole. Ombrelloni e lettini saranno posizionati dal prossimo weekend, ma intanto la spiaggia di Jesolo comincia a popolarsi. Arrivi esclusivamente dal Veneto, pendolari del fine settimana che per il momento possono godersi metri e metri di spazio, lontano da ogni rischio di affollamento. Perché se lo rispettiamo tutti riusciamo a godere anche tutti della spiaggia, altrimenti rischiamo di perderla nuovamente. Adesso è facile, dopo vedremo quando c'è tanta gente. Tanta gente, ovvero la speranza degli stabilimenti balneari che si stanno attrezzando, cartelloni, messaggi sonori a ripetizione e steward per garantire accessi ordinati e rispetto delle distanze. Una cosa è certa, andare al mare non sarà più come prima e sarà fondamentale prenotare il posto in spiaggia anche attraverso un'app. Ogni stabilimento prevederà dei posti contingentati, cioè innumerare le persone all'interno, non ci sarà un afflusso e un accesso indiscriminato, prenotare per tempo il posto spiaggia, sia esso in zona libera sia esso in zona commerciale, però arrivare a Jesolo già con una prenotazione scritta. Le spiagge libere rimarranno tali solo per il portafoglio, ma controllate per accessi, distanze e balneazione. Di piantumarle con dei paletti da ombrellone e quindi il paletto da ombrellone messo a 10 metri di distanza, in una 3,5 metri, 4 metri uno dall'altro, creeranno la zona prevista dei 10 metri quadri. 10 metri quadri per ogni ombrellone, 12 in alcuni casi, ma non è sufficiente, occorre organizzare anche gli spostamenti. Inevitabilmente ci sarà un avvicinamento con le altre piazzole. Noi stiamo studiando anche delle situazioni in cui si creino dei corridoi all'interno dello stabilimento in cui ci sia un accesso tranquillo, sereno e rispettoso di quelle che sono le indicazioni. Almeno per quest'estate, sole e relax saranno quindi il risultato di una complicata equazione geometrica e logistica. Per gli operatori turistici invece vincere equivale a contenere le perdite. 30-40% riusciremo a misurare la diminuzione di afflusso turistico. Senz'altro è una stagione anomala, è una stagione diversa dalle altre, siamo all'anno zero. Allarme bomba rientrato pochi istanti fa, pochi minuti fa all'interno della Basilica di San Marco. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi. Le forze dell'ordine hanno chiuso la piazza fino ai pennoni delle bandiere Piazzetta dei Leoncini e parte di Piazzetta San Marco. L'allarme è stato dato da una telefonata anonima che è giunta in questura dalla Basilica, dalla Porta dei Fiori, quella per cui solitamente si accede per assistere alle funzioni. È stato un continuo via vai fino per l'appunto alle 18, in una giornata in cui a Venezia sono tornati anche i turisti giornalieri, ma lo ripetiamo, l'allarme dopo un'attenta bonifica è rientrato. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per andare in Prato della Valle a Padova per il primo vero mercato della nuova era. Il mercato di Prato della Valle torna a pieno regime, bancarelle di abbigliamento, calzature, bricolage, tutto come ai tempi prima del Covid, tranne che per le modalità di accesso. Si entra nell'area solo con mascherina e guanti. Mascherina, guanti per toccare la merce, gel igienizzante esposto ad ogni banco, chiacchiere a distanza. Ecco la nuova vita del mercato dopo l'esplosione della pandemia del coronavirus. Prato della Valle cerca di tornare alla normalità. In piazza tornano le varie tipologie di bancarelle, uno splendido sabato di sole primaverile tra gli ambulanti questa giornata al sapore della ripartenza. Come primo giorno siamo solo contenti di essere qua e di aver iniziato un nuovo percorso. Come vedete c'è la gente, si muove qualcosa, abbiamo iniziato, l'importante è aver iniziato. Come si è adeguata alle misure di sicurezza? Vediamo. Disinfettante, gel, guanti, mascherina, la gente risponde bene, è obbediente alle distanze. Clienti e commercianti si stanno adeguando. Per quando ci si approccia ai banchi c'è l'obbligo dei guanti e vedo che questo obbligo viene rispettato. Ovviamente noi abbiamo
una dotazione di personale importante, perché ci sono 20 persone impiegate solo per il mercato di Prato della Valle per fare questi controlli in 2 turni, e stanno verificando che tutti adottino questi comportamenti. Quindi se facciamo tutti la nostra parte riusciamo a far ripartire l'economia, perché qua ci sono persone che non lavoravano da mesi, in sicurezza. Abbigliamento e scarpe devono essere sempre sanificati dopo eventuali prove. C'è l'obbligo per tutti gli indumenti che siano messi in vendita sanificati. Anche quelli usati, se ci sono, devono essere prima sanificati. Su questo, tra l'altro, stiamo ragionando con l'associazione di categoria per restringere il più possibile comunque la possibilità che siano utilizzati, che siano venduti capi che non hanno la confezione come usciti di fabbrica. Lo vedete alle mie spalle, la polizia locale, numerosi i controlli durante il mercato per visionare che tutto si svolga nel rispetto delle regole. Chi viene sorpreso senza mascherina viene subito fermato, la protezione civile è pronta con le scorte a consegnarle. È un mercato fatto di regole che tutti cercano di rispettare, curiosità, qualche timore, ma il piacere di rivedere i volti familiari dei commercianti di fiducia, prove di normalità per lasciarsi alle spalle il lockdown. Vediamo invece com'è andato questa prima settimana di riapertura a Vicenza, dove c'è un certo ottimismo tra i commercianti. Un sabato di passeggio per i vicentini che affollano in modo ordinato le vie del centro storico. Il sole porta ottimismo e ottimismo c'è anche nei commercianti. Una grande emozione i primi giorni, tante amiche, tanti clienti. E devo dire bene, insomma, io sono stata anche contenta. La prima settimana è stata discretamente buona. La gente, vedo che l'entusiasmo, un piacere ce l'ha. Nel mio negozio devo dire che ho delle belle soddisfazioni. Devo dire che io da quando ho riaperto ho sempre avuto clienti che hanno voglia di tornare, hanno voglia di acquistare, hanno voglia di normalità. La gente dimostra di aver voglia. Ha voglia di riprendersi anche le piccole cose, tipo un gioiellino, anche qualche cosa che la faccia sentire finalmente libera. Igienizzante, sanificazione e reazione dei locali sono le nuove parole d'ordine per chi gestisce un'attività e anche i clienti sembrano averlo capito. Le regole sono state tutte recepite bene dalla clientela, il distanziamento sociale c'è, le persone sono calme, hanno anche pazienza, aspettano di entrare, una esce. Bene, un buon inizio direi, meglio di quello che pensavo. Restano anche i problemi, dalle spese all'incertezza. F24 e quant'altro, affitti hanno continuato ad arrivare nonostante tutto, però dai, con un po' di fiducia si riprende. Ma che ci sia voglia di vita lo dimostra questo piccolo aneddoto. L'altro giorno era entrata una ragazza di corsa intimorita, mi ha detto: signora, io mi sposo sabato, so che è poco tempo, ma ho avuto l'ok del pranzo, non vogliamo rinunciare, mi fa le bomboniere. Certo, ho detto ti faccio le bomboniere. Che dire, auguri agli sposi, la vita può sorridere. 28 anni dalla strage di Capace in Università di Padova, uno striscione per ricordare tutte le vittime della mafia. Un lenzuolo bianco per ricordare tutte le vittime della mafia è stato appeso fuori dalle finestre dell'Università di Padova il 23 maggio, data in cui si celebrano i 28 anni dalla strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Anche la città di Padova vuole dare un segno visibile per onorare il sacrificio di queste vite. Un omaggio a tutte quelle persone che hanno lasciato col loro sacrificio un segno indelebile nella storia del nostro paese, ha affermato il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto. Anche il nostro Ateneo accoglie l'invito della Fondazione Falcone nella giornata della legalità. Così come facciamo nostro l'appello di Maria Falcone, anima di questa fondazione. Questo giorno è dedicato anche a tutte le persone che in questo periodo così difficile si sono dedicate e si stanno dedicando al benessere degli altri anche a costo della loro vita, conclude Rizzuto. Un modo per continuare a dire grazie a chi quotidianamente contribuisce a far andare avanti l'Italia. E proprio nella giornata della legalità sentiamo i rischi di infiltrazioni mafiose in Veneto in questo difficile momento economico. Queste le parole di Roberto Tomasi, referente di Libera per il Veneto. I segnali ci sono, qui nel Veneto ci sono tanti, abbiamo visto le inchieste per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda l'agricoltura.
Siamo molto preoccupati adesso con l'apertura della stagione turistica, perché probabilmente ci sono già segnali di telefonate di persone che si fanno vive anche dall'estero, anche attraverso canali i più disparati, con le nostre aziende, per offrire denaro, per offrire liquidità, per entrare in coalizione, ma poi questa coalizione, facciamo attenzione, potrà rivelarsi con i piedi d'argilla, nel senso che entreranno con le quote societarie, si impadroniranno delle aziende e le aziende saranno finite. L'estorsione arriverà, come sta arrivando l'usura. L'usura tra l'altro si sta diffondendo a prezzi anche inferiori rispetto a quelli che erano fatti in passato, per invogliare le persone, per invogliare le aziende. Si sta intromettendo anche la criminalità organizzata in un sistema di welfare che pensavamo fosse indenne da tutto questo, e quindi dobbiamo riflettere molto, dobbiamo riflettere sulla responsabilità di ciascuno di noi. Questo quindi il messaggio di Libera per il Veneto. È tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio, situazione che domenica 24 maggio andrà migliorando rispetto alle scorse ore. Vediamo nel dettaglio. Sul Veneto al mattino saranno possibili dei residui locali piovaschi, specie sulle pianure meridionali della nostra regione e sui settori alpini. A seguire sarà invece ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 26 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente isolati acquazzoni e con maggiore presenza di sole poi. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 24 e i 25 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige. Al mattino cielo a tratti nuvoloso anche con occasionali rovesci, andrà meglio col passare delle ore con più sole. Temperature minime sui 12 gradi, massime invece fino a 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.